Parlato di Sport Italia. Ciao Manuel, come stai? Buongiorno a voi. Manuel, grazie mille innanzitutto per essere oggi qui con noi, anche per il poco preavviso, però hai spaccato, come si suol dire. Visite No. mediche per Keylor Navas. Diciamo che sono state prenotate e chiaramente le prenotazioni vanno fatte un po' prima, così come è successo anche con gli altri calciatori, con Raspadori, con Simeone, quindi è una prassi che il Napoli fa quando chiaramente sta per concludere ufficialmente un'operazione, mancano solo le visite mediche e poi viene ufficializzato, così come è successo precedentemente, lo abbiamo visto anche nelle occasioni di Raspadori, ma anche di Simeone o di Dombele, quindi è una prassi, sappiamo, le visite mediche si fanno lì, c'è una prenotazione per venerdì, anzi per sabato, potrebbe essere addirittura anticipata a venerdì. È chiaro che però c'è la partita per lo mezzo, eventualmente potrebbero slittare a lunedì, però credo che siamo addirittura d'arrivo rispetto a questa operazione, che è un'operazione importante, che dà la possibilità al Napoli di mettere la cosiddetta ciliegina sulla torta ad un mercato assolutamente straordinario, e poi soprattutto di avere 3 portieri, perché ne saranno 3 e non 2, nel senso che Meret a questo punto resterebbe per fare il secondo e Sirigu è stato preso per fare il terzo, è stato preso come svincolato, quindi si, tra virgolette, accontenterebbe di questa posizione, che inizialmente non era così, perché si pensava si potesse piazzare Meret eventualmente in prestito dopo aver rinnovato il contratto, ma così non sarà, quindi il Napoli penso che per la porta abbia addirittura 3 portieri, non 2, così come richiesto da Spalletti, di esperienza, e che possano certamente fare 3 competizioni importanti come le dovrà disputare il Napoli, la Champions soprattutto. Ci vuole un portiere come Keylor Navas che secondo me va a completare proprio, ecco, quel tassello che mancava al Napoli nel puzzle di un mercato che senza dubbio è un mercato, direi, quasi perfetto, un mercato da 10. Manuel, ti vanno fatto chiaramente i complimenti anche questa volta. Per quanto riguarda i dettagli dell'affare, leggevamo della possibilità che ci possa essere o un biennale per il costarricense o un triennale. Credo che cambi un po' tutto, perché poi, se non vado errato, a memoria il decreto crescita trova applicazione soltanto in caso di permanenza triennale. È un aspetto sul quale puoi dirci qualcosa? Guarda, io da quello che so penso che si tratti comunque di un biennale, Ok. magari ci potrebbe essere l'opzione sul terzo anno, però è un biennale da 3 milioni, queste sono le cifre che comunque, come sappiamo, danno la possibilità al Napoli di avere degli sgravi importanti per quanto riguarda il decreto crescita, e soprattutto di risparmiare un bel po', cosa che non sarebbe potuto avvenire se si fosse fatto poi un prestito secco annuale, e quindi da questo punto di vista è chiaro che anche l'operazione Fabian Ruiz, che diciamo non è che dipende dalla scelta di Navas, che Navas ha scelto il Napoli e il Napoli ha scelto Navas, questo è poco ma sicuro, ma si potrebbe eventualmente ulteriormente risparmiare qualcosa da questa operazione se dovesse poi definirsi quella che riguarda Fabian Ruiz, ma sono 2 operazioni, come dire, diverse, che però potrebbero andare a incidere eventualmente successivamente qualora si dovesse trovare l'accordo per farlo. Tra l'altro, se non vado errato, anche in questo caso, credo che nel contratto di Sirigu sia stata inserita Sì, una sì, una clausola clausola, che esatto, una permette di clausola. liberarlo prima della fine del mercato, o sbaglio? Sì, potrebbe anche liberarsi prima della fine del mercato, perché mi pare sia intorno ai 200.000 euro, una roba del genere. Sì, esatto, con il pagamento, diciamo così, di un indennizzo a Esatto. favore di Sirigu in caso di questa deliberazione, ecco, insomma, di questa liberazione da parte del Napoli. Però non credo poi a questo punto credo che poi anche Sirigu Possa restare? sì, accetti di buon grado anche Io questa soluzione. immaginavo un Sirigu che parte anche per un discorso di liste, che magari resta a Marfella e quindi potrebbe essere interessante per quanto riguarda poi chiaramente il discorso delle liste. Per il Napoli però ovviamente staremo a vedere. Qualora... C'è da ragionare sull'aspetto di Meret, che comunque è in scadenza nel 2023. Comunque all'inizio c'era la possibilità
di poter andare in Premier, c'era la possibilità di andare al Torino, che però credo sia difficile in questo momento che possa fare eventualmente un'operazione in uscita per Milinkovic-Savic, quindi tempo massimo scaduto, non ci sono in questo momento offerte per Meret sul mercato delle italiane, quindi nemmeno qualche suggestione all'estero, quindi è comunque un calciatore che è in scadenza di contratto nel 2023 e a questo punto mi sembra la soluzione, anche se, diciamoci la verità, come gestione, non dico da parte del Napoli, ma la gestione secondo me da parte del suo entourage non è stata proprio delle migliori rispetto anche a quanto abbiamo memorizzato, penso la passata stagione, quando l'entourage chiedeva delle garanzie sul futuro di Meret prima che iniziasse il campionato. Secondo me non si è fatto anche da questo punto di vista proprio il bene del ragazzo, però se resta al Napoli è sempre importante, un capitale del Napoli, e speriamo si possa giocare delle carte importanti, perché poi penso che il portiere sarà lui a Firenze.